Buon inizio settimana cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia. Vi presento subito il nostro ospite, ben arrivato Giuliano Rosolen, segretario provinciale CNA Treviso, direttore. Grazie di essere qui con noi e in virtù della sua presenza noi possiamo aprire un capitolo molto interessante in un'area del nostro territorio estremamente produttiva, che però ovviamente anche come altre ha risentito della crisi, per fare un po' il punto della situazione. Lo spunto viene anche dal fatto che comunque c'è stata la visita del Premier Renzi proprio nell'area della Marca Trevigiana, ha visitato diverse aziende di carattere industriale, però erano presenti anche le attività produttive di carattere artigianale e la CNA ha un peso rilevante per i servizi che offre, per il fatto che comunque è inconeata nel tessuto produttivo. Se noi misuriamo il termometro della situazione nell'area della Marca Trevigiana possiamo forse renderci conto cosa sta succedendo nella nostra regione e quindi siamo un po' speranzosi da questo punto di vista, oppure no, direttore? Sì, dobbiamo essere ottimisti perché i dati e gli indicatori economici ci dicono già dall'anno scorso che il peggio per l'economia trevigiana ma anche veneta è passato. Quindi abbiamo dati testuali, voi avete anche degli uffici di studi e ricerche? Abbiamo un ufficio studi e insieme all'ufficio studi della Camera di Commercio elaboriamo i dati sulla demografia delle imprese, sull'andamento degli occupati, l'andamento degli investimenti. Tutti questi indicatori sono positivi, compresi quelli dell'export. Pur essendo positivi, però hanno il limite che la ripresa è molto contenuta. E il problema che abbiamo è di vedere come riuscire a sviluppare il sistema economico e l'economia più velocemente, perché anche noi abbiamo il problema di creare più occupazione, di occupare nuovi mercati. E in questo senso, per esempio, l'altro giorno ci siamo incontrati col Presidente del Consiglio in prefettura e gli abbiamo detto che la strada da percorrere per incrementare l'occupazione e creare nuova ricchezza è quella di contenimento e abbassamento delle tasse e di favorire gli investimenti. Ecco, che cosa vi ha risposto e che impressione avete avuto dall'incontro con Renzi? Intanto gli abbiamo fatto una serie di proposte da inserire direttamente nella legge di bilancio 2017. E se vuole poi possiamo anche elencarle. No, entriamo proprio subito nel merito, sì, che così riusciamo Perfetto. di capire una per una, poi la possiamo anche sviluppare. Ecco, allora la cosa che abbiamo proposto è ridurre le tasse e favorire gli investimenti. Abbiamo fatto una serie di proposte. La prima proposta è quella di mantenere il bonus fiscale per le ristrutturazioni degli edifici e per la riqualificazione energetica. Sono il 50% per la ristrutturazione e il 65% per la riqualificazione energetica. Perché altrimenti questo bonus fiscale finiva con il 31/12/2016. Quindi vorremmo che nel 2017 questo provvedimento che ha generato investimenti e posti di lavoro fosse riconfermato nella legge di bilancio 2017. Lui ci ha detto, siccome questa cosa ha ottenuto ottimi risultati, io la ripropongo. Noi gli abbiamo messo un'aggiunta rispetto all'anno scorso, non soltanto riproporla, ma vedere se è possibile che o regioni o sistema bancario, in accordo col governo, finanzino il 65% o il 50% del bonus fiscale. In modo da incentivare... In modo che le imprese rimangono con la liquidità in tasca e la possono utilizzare per altre cose e così le famiglie possono avere, se pagano ratealmente la ristrutturazione della casa o la riqualificazione energetica, possono permettersi di fare gli investimenti. Questa cosa l'abbiamo mutuata dal fatto che a Bolzano, la provincia di Bolzano garantisce lei nei confronti del sistema bancario che il sistema bancario anticipi il 50 o il 65% e qua è riuscito a ottenere risultati ancora più positivi rispetto alla media nazionale. Il Presidente del Consiglio... dei tassi interessanti. Sì. E il Presidente del Consiglio ha detto che su questa cosa la valuta positivamente e vedeva di riportarla, diciamo, nelle sedi governative per vedere se è possibile andare in questa direzione. Poi gli abbiamo chiesto un'altra questione, gli abbiamo detto guarda che per favorire gli investimenti bisogna che tu mantenga il super ammortamento del 140% per, diciamo, gli investimenti generici, ma ti proponiamo anche di mettere un superammortamento al 250% sugli investimenti
innovativi qualificati. Noi pensiamo soprattutto a tutti gli investimenti che riguardano l'applicazione dell'agenda digitale. Sì. Anche su queste due proposte lui ci ha detto in linea di massima le troverete nella prossima legge di bilancio 2017. Quindi sono già due cose positive. Noi naturalmente non abbiamo solo queste, ne abbiamo anche altre da proporgli, non so se vuole che... No, ma infatti allora, tanto queste riguarderebbero poi un po' tutta la regione o a livello Italia? A livello Italia. A livello Italia, sono già tutti provvedimenti perché noi dobbiamo rilanciare l'insieme dell'economia. Non abbiamo fatto proposte se non indirette che riguardano per esempio la nostra economia. Vi eravate confrontati già con CNA nazionale? Diciamo la CNA nazionale, noi contribuiamo a far elaborare le proposte CNA nazionale Rete Imprese Italia. Certo. Poi naturalmente noi ci segniamo altri provvedimenti tipo quello del bonus mobili che l'anno scorso c'era. Noi siamo stati tra i primi a proporlo, diciamo Treviso, Udine, insieme ai colleghi della Confartigianato, perché siamo uno dei distretti più grandi d'Italia del legno arredo sì. E quindi se il governo mette un bonus di 10.000 euro per quelli che cambiano i mobili, indirettamente si favorisce lo sviluppo anche delle nostre imprese, e questo è successo nel corso del 2015-2016. Le imprese del legno e arredo hanno sviluppato altri mercati, tenuto nell'occupazione e aumentato gli investimenti. Questo gliel'avete detto? Gliel'abbiamo riproposto e naturalmente abbiamo evidenziato nel chiedere questo provvedimento di riconferma il fatto che se lui mantiene queste cose, il dato positivo sull'occupazione che diciamo la piccola impresa, l'artigianato ha incrementato i suoi occupati del 3,1% nel confronto nel periodo giugno 2016-giugno 2015. Quindi questi provvedimenti che su nostra richiesta erano stati proposti dentro la finanziaria 2016 hanno ottenuto risultati importanti. Quindi se hanno ottenuto risultati importanti in incremento di occupazione, di investimenti, di conquista di nuovi mercati, perché non proporli ancora? Lui ha detto anche su questo io penso che troverete soddisfazione nella legge di stabilità. Quindi noi stiamo sempre a vedere adesso sta legge di stabilità e siamo a 3. E siamo a 3. Ne abbiamo fatti altri ancora, diciamo, sulla questione del pagamento per esempio dell'INAIL. Le imprese pagano premi INAIL, in particolar modo le imprese artigiane, più consistenti rispetto ai servizi che ricevono indietro dall'INAIL. Per esempio nella cassa INAIL che riguarda gli artigiani, noi l'artigianato e il commercio ha un dato positivo di alcuni miliardi. Paghiamo in premi alcuni miliardi in più rispetto a quelli che riceviamo in servizi, magari servizi malattia o servizi infortuni. E la proposta che stiamo seguendo da anni è quella di dire riduci gradualmente questo costo INAIL e fai in modo che chi non ha la cassa, diciamo, in positivo paghi un INAIL più grande. Chi invece ha la cassa in positivo come gli artigiani deve pagare meno di premio INAIL. L'iniziativa era partita l'anno scorso, poi ha avuto pochi benefici lungo la strada. Quest'anno l'abbiamo quantificata come un'ipotesi di dire riduciamo i premi INAIL attorno a 1 miliardo e 100 milioni. Che non è poca cosa. Che però se noi abbiamo un dato di pagamenti di circa 5 miliardi superiore ai benefici che ne traiamo, ridurli di 1 miliardo significa ridurlo di 1/5. Quindi è una cosa che pensiamo debba essere fatta con gradualità, però 5 anni si azzererebbe quello che in più paghiamo per avere l'assistenza INAIL. 1 miliardo è credibile. Però forse voi pagate anche per quelli che invece non pagano di più. Noi, l'artigianato, paga per quelli che hanno più infortuni e più invalidità e pagano meno di noi. Però è giusto avere una protezione assicurativa INAIL, il problema è di pagarla in base ai servizi che riesci a ricevere da questo istituto. Certo, no. E quindi anche questa è una strada che lui ha detto, condivido il principio, devo far quadrare i conti. Infatti immaginavo c'era un discorso di conti. Però è credibile che anche questa cosa sia una cosa, diciamo, che se non noi, diciamo, proponiamo la soluzione in 5 anni,
ma se dovessimo discutere in tempi certi che potesse durare anche un anno in più, bene, purché si inizi la strada che si paga meno INAIL. Esatto, ma soprattutto che ci sia anche una previsione non di anno in anno, che è una cosa devastante, pluriennale. che questa è l'altra cosa è terribile. Vediamo un attimo, è arrivato un messaggio: come si fa a credere che un burattino messo al governo da non si sa chi pensi di voler abbassare tasse e far ripartire l'Italia? Per me è stato messo dall'Europa e chiede riforme affinché il governo centrale controlli le regioni per mantenere il pugno di ferro, vedi referendum, nulla a che vedere con gli interessi dei cittadini. Cosa gli rispondiamo? Cosa ne pensate? Noi dobbiamo essere pragmatici, nel senso che ognuno ha le sue idee, noi guardiamo i fatti concreti, i numeri di bilancio. L'anno scorso abbiamo chiesto alcuni interventi nelle leggi di stabilità, una parte sono stati accolti e un'altra parte no. Questa parte di richieste del sistema imprenditoriale, in particolar modo dell'artigianato, che sono state, hanno avuto una risposta positiva, hanno prodotto effetti positivi, perché anche nella provincia di Treviso o nel Veneto sono aumentati gli occupati, grazie anche ai bonus fiscali per quanto riguarda le assunzioni. Certo, si può far meglio, ma quel che è indispensabile per il sistema economico è di avere un governo stabile, che si confronti con le associazioni imprenditoriali e che si assuma impegni precisi concordando le tempistiche di realizzazione dei progetti. Questa è un'altra cosa importante. A quanto ammonta la pressione fiscale sulle imprese? Sulla impresa piccola, piccolissima, tra quella nazionale, regionale e comunale arriviamo vicini al 65%. Siamo a una situazione insopportabile. Tant'è che noi proprio a luglio di quest'anno, mi pare il 20 luglio in provincia di Treviso, abbiamo festeggiato il No Tax Day. Cos'è? Non era giugno, luglio? Luglio dipende dai punti, per esempio a ottobre finiranno i paesi del sud, dove la pressione fiscale per chi paga le tasse, che sono pochi, è più alta, ma gli imprenditori trevigiani hanno lavorato fino al 20 luglio per pagare le tasse. E dal 20 luglio in avanti continueranno a lavorare per accumulare ricchezze, per pagare i loro dipendenti e per fare gli investimenti. Cioè, questa qua è una cosa insostenibile. E quando lo racconti all'estero non ci credono. Non ti credono. Noi non abbiamo un preconcetto, ideologico sulla questione delle tasse. Vogliamo che si paghino meno tasse, ma recentemente abbiamo fatto un incontro con gli industriali della Danimarca, che sono quelli che pagano più tasse di noi rispetto il loro paese. E per in Danimarca hanno di quei servizi. Esatto. Allora, ragazzi, esatto. Il presidente, i redditi che percepiscono i danesi sono altissimi, perché altrimenti sono tra le più alte insieme a quelli dei paesi scandinavi. Adesso leggo solo il messaggio e poi do la parola. Non si può dialogare con un governo che non ci rappresenta, fa riforme per risollevare banche che avrebbero il diritto di chiudere per quello che fanno, riforma pensioni anticipate invece di aiutare le famiglie che anche queste stanno chiudendo, danno 35 euro a chi arriva su una barca invece di aiutare chi ha pagato anni di tasse e ora è in difficoltà, e dopo analizzeremo anche questo. Allora, dialogo con i danesi, diceva. Con i danesi, per esempio, il presidente della Confindustria danese che abbiamo incontrato ci ha detto: guardate che per noi il problema di quante tasse paghiamo non è il problema principale, è il problema quanti servizi ci tornano indietro dalle tasse che paghiamo. Mentre loro che pagano tasse alte hanno un ritorno di servizi qualificati e consistenti, noi paghiamo tasse altissime e abbiamo una scarsità di servizi e spesso inefficienti. Quindi un ritorno di burocrazia. Burocrazia, ma anche spesso scelte, istituzionali sbagliate, perché quando tu hai tante istituzioni che fanno lo stesso lavoro, bisogna pagarle tutte e spesso basterebbe che una istituzione facesse solo quella cosa. Certo. Tornando invece alle cose che diceva adesso sulle banche l'ascoltatore, mi pare che, noi in provincia di Treviso, ma nel Veneto, siamo stati colpiti pesantemente dal disastro prodotto dai consigli di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca. Abbiamo stimato che l'incuria degli amministratori e la mancanza di controlli precisi da parte delle istituzioni che dovevano controllare quei consigli di amministrazione dei conti sia costata ai risparmiatori del nostro territorio oltre 10 miliardi. E per
accantonare 10 miliardi in un territorio così piccolo ci vogliono anni e anni di lavoro, di sacrifici, e avendoli bruciati tutti, questa situazione si ripercuoterà negativamente anche sulla capacità degli imprenditori di fare investimenti nel prossimo futuro. E quindi noi pensiamo che su questi 10 miliardi bruciati si devono individuare le responsabilità, ma ci deve essere un intervento delle istituzioni per ridare indietro almeno una parte dei soldi bruciati, e in questo senso abbiamo fatto accordi con diversi studi legali per fare, diciamo, delle azioni collettive nei confronti degli amministratori e nei confronti degli organi di controllo, perché dovevano controllare i revisori dei conti, doveva controllare la Banca d'Italia, doveva controllare la società che certificava i bilanci. Quindi non è possibile che chi aveva responsabilità ed era pagato per questo si sottragga alle responsabilità, diciamo, nei confronti dei risparmiatori e degli investitori. Quindi questa è una battaglia che continuiamo. Il problema è di vedere adesso cosa succederà di queste due banche. I dati che sono apparsi sui giornali questi giorni ci preoccupano, perché più che parlare di investimenti da fare e di credito da erogare, ragionano soltanto sull'abbattimento dei costi e pensano di fare un'operazione forse di un taglio di 3.000 lavoratori del sistema bancario. Anche di più, sì. Quindi disoccupazione, mancanza di reddito per le famiglie e via dicendo. Noi siamo disponibili con i nostri consorzi fidi, abbiamo incontrato sia le banche di credito cooperativo che le popolari, perché in questa fase, diciamo, le banche hanno poche risorse accantonate rispetto alla loro potenzialità di erogare. Noi siamo disponibili a andare in loro soccorso utilizzando i fondi di garanzia dei nostri confidi, ma il problema è di contenere il costo del denaro e dare il denaro a quelle imprese che possono poi tornarlo indietro. Il rating utilizzato dalle banche per prestare soldi non è un rating adeguato, perché spesso non danno soldi perché hanno dei parametri economici solo e non storie dell'impresa e non storia dell'imprenditore, che impedisce allo sportello bancario di fare i prestiti. Sempre sulla questione delle banche, noi, siccome riteniamo insufficiente il rating praticato dalle banche, abbiamo, insieme alla Camera di Commercio di Treviso e all'Università di Padova e di Venezia, lavorato per costruire un rating territoriale delle imprese. Cosa vuol dire? Vuol dire che al rating delle banche, per vedere il merito di credito, noi mettiamo il rating territoriale e confronteremo i due rating per vedere di prestare soldi alle imprese che possono tornare indietro. Però il nostro rating parte dall'esperienza che abbiamo fatto con i confidi. Conta per noi molto, oltre che la patrimonializzazione delle imprese, le capacità professionali dell'imprenditore, la storia dell'impresa, la qualità delle professionalità che è all'interno dell'impresa. Chi è che valuta questo? Questa cosa qua noi possiamo mettere a disposizione tutte le informazioni che abbiamo, e abbiamo dato anche la disponibilità, oltre che mettere il 50% per coprire il rischio bancario di quello che le banche prestano alle imprese, di mettere a disposizione anche il nostro personale per fare una co-istruttoria delle pratiche. No, ma poi c'è un ente che certifica. Ecco, noi avremo il nostro rating, le banche avranno il loro rating. Bisogna, attraverso non la contrapposizione ma la collaborazione, trovare un equilibrio tra i valori che proponiamo noi e quelli che propongono loro. Ma dico subito che le banche con il loro rating hanno una sofferenza 4-7%. Noi con il nostro rating, quello usato dai confidi, in particolar modo dei confidi della mia associazione, ma so che è così anche per le altre associazioni dell'artigianato e del commercio, la sofferenza è 1,5%. Quindi perché noi siamo favorevoli a prestare soldi anche a quelli che le banche non vogliono finanziare? Perché conosciamo le capacità dell'imprenditore, la sua storia, l'insieme, diciamo, delle potenzialità dell'impresa. E questa nostra, diciamo, impostazione ha prodotto risultati buoni nel tempo. Quindi voi vi fareste in qualche modo garanti? Sì, facciamo garanti del 50% di quello che le banche presteranno.
Che è una cosa, ma avete enorme. già provato a sondare se le banche... Stiamo facendo in questi giorni degli incontri, diciamo, con banche popolari, credito cooperativo, poi sentiremo Intesa, Unicredit, insomma tutto. Certo. Fino ad oggi quello che ci dicono è mi pare una cosa interessante, approfondiamo. È già una cosa positiva. Io immagino che quando entreremo nel merito delle questioni là emergeranno, se ci saranno, le diversità reali, ma noi siamo intenzionati di fare tutte quelle operazioni che fanno arrivare credito alle imprese, ma nello stesso tempo qualificano e patrimonializzano anche gli istituti bancari, perché la banca è essenziale per fare impresa, per creare sviluppo, per creare ricchezza, per poterla distribuire poi. Ecco, lei ha parlato delle imprese più patrimonializzate, che cosa si intende? Poi quando lei mi risponde leggo anche il messaggio, quindi chiedo alla regia se lo tiene, anzi leggo subito il messaggio che dopo lei mi risponde. Fuori dall'euro, ripresa della lira, abbattiamo delle tasse del 30%, accettando gli scarsi servizi ed aumentando la disoccupazione, mandando a casa i burocrati, più poteri alle regioni, modificare la Costituzione, permettendo solamente a voto popolare l'elezione del Presidente del Consiglio. Dopo analizziamo questi aspetti, quindi uscita dall'euro, che un po' sono quelli che lancia in parte anche la Lega, però vediamo un po' un attimo cosa vuol dire patrimonializzazione delle imprese nel settore artigiano, perché questo è rilevante. Ecco, per esempio le banche quando vai a chiedere un prestito ti dicono: senti, tu hai delle proprietà, capannoni, case, terreni, quanto valgono? Hai dei risparmi accantonati? Se non hai tutto questo, c'è qualcuno che garantisce per te? Naturalmente le imprese venete, artigianato, commercio, ma tutte sono scarsamente patrimonializzate. Ma perché continuano magari a rimettere in circolo il denaro, no? Esatto, e sono scarsamente patrimonializzate perché, diciamo, spesso investono in tecnologie piuttosto che in manufatti o in investimenti finanziari. Allora, anche qua abbiamo fatto una proposta al Presidente del Consiglio per dire: facciamo un provvedimento che favorisca le imprese che mantengono i soldi in impresa per fare investimenti. Quei soldi non devono essere tassati. Se invece l'imprenditore prende i soldi prodotti dall'impresa e li usa per sé, tassazione normale. Fare un'operazione del genere significa anche aiutare le imprese a patrimonializzarsi, ma è nell'interesse di tutti, non soltanto dell'imprenditore. Chiaro. Le banche hanno dei soggetti patrimonializzati, il governo ha delle imprese strutturate, si creano le condizioni per produrre più ricchezza e più occupazione. Chiarissimo. Allora, dopo rispondiamo anche al messaggio, quindi andiamo prima in pubblicità, pochi secondi, e poi vediamo se una soluzione del genere potrebbe interessarvi.